Mercoledì 16 febbraio sono le 12 in punto e noi puntuali siamo qui per tenervi informati con tutte le notizie dal Veneto e del Veneto con il nostro Focus TG. Buongiorno a tutti voi telespettatori, lo vedete nella grafica riportata in sovraimpressione alle 12:30. Saremo qui in diretta per cedere la linea al governatore Luca Zaia per il punto stampa, per la sua conferenza che come d'abitudine insomma si tiene nella sede della Protezione Civile a Marghera per fare appunto il quadro preciso della situazione epidemiologica in Veneto, per parlare insomma di tutti i temi di attualità e anche per cercare di capire se e quando torneremo in zona bianca, ma non solo, insomma tanti temi di ora all'ordine del giorno, tanti temi di discussione durante l'incontro, durante il punto stampa del governatore Luca Zaia alle 12:30 puntuali. Noi saremo qui per mostrarvi tutte le immagini. Nel frattempo, in questa mezz'ora di trasmissione andremo a toccare altri argomenti di stretta attualità. Chiaramente continuiamo a parlare del caro bollette, continuiamo anche a raccontarvi di disservizi e problematiche nel mondo della sanità, specialmente per quello che riguarda l'ULSS 7 pedemontana, ma dobbiamo anche tornare a parlare della giornata di ieri, giornata in cui è scattato l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50, poi c'è il carnevale, l'arte, insomma tanto di cui andare a discutere e analizzare insieme. Noi partiamo subito proprio con il discorso legato al caro bollette, una tematica trasversale che interessa, che ha colpito famiglie, aziende, associazioni sportive e quant'altro. Insomma, il caro energia continua a essere uno dei problemi più sentiti dalla gente e non solo, quindi alle richieste di aiuto dell'industria veneta adesso si unisce anche il grido d'aiuto appunto dei comuni. Vediamo. Le nostre richieste come Confindustria sono chiare e sono delle richieste purtroppo oggi emergenziali, nel senso che da un lato si chiede di aumentare quella che è l'estrazione di gas nei giacimenti che noi abbiamo, contemporaneamente anche di aiutare le imprese attraverso una calmierazione dei prezzi, come è stato d'altronde fatto sia in Germania che in Francia. Aumentare la produzione di gas nel medio-lungo periodo, calmierare i prezzi dell'energia nell'immediato, è questa la doppia richiesta della trevigiana Maria Cristina Piovesana, che in Confindustria Nazionale si occupa di ambiente e sostenibilità, deleghe mai così pesanti come in questo periodo tra caro bolletta, crisi dell'Ucraina e transizione ecologica, contingenze che richiedono risposte strutturali come la riapertura del fronte delle trivellazioni. Noi avevamo già una produzione maggiore di gas, dopodiché nel tempo l'abbiamo sensibilmente ridotta. Si tratta intanto di ripristinare ciò che già facevamo prima ancora di andare a fare nuove trivellazioni, perché di fatto si tratta di ripristinare quei giacimenti e quegli impianti che già sono presenti nel nostro territorio. Caro energia che riguarda l'industria grande e piccola, così come le famiglie e i comuni. Solo quelli veneti prevedono un esborso di 140 milioni di euro in più, un salasso, dice il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, aggiornando la contabilità. L'allarme aumenta di giorno in giorno man mano che arrivano le bollette. Chiediamo al governo di intervenire con due azioni: una, di mettere immediatamente del denaro per far fronte all'emergenza che è di questi giorni, perché le bollette sono arrivate e ogni mese arrivano, perché una delle caratteristiche delle bollette è che ogni mese arrivano, e la seconda è di intavolare una trattativa perché ci sia una sorta di prezzi calmierati, perché non vorremmo trovarci in futuro a dover sempre ridiscutere dello stesso problema che sta di fatto mettendo in ginocchio le nostre comunità. Continueremo a parlare di questo fra poco, perché adesso vedo collegata con noi la nostra collega Valentina Visentin da Padova. Sapete che noi insomma nel nostro Focus TG, oltre che appunto raccontarvi tutto quello che è successo, vi riportiamo quello che sta succedendo in Veneto. E allora da Padova, Valentina, quali notizie di cronaca ci porti? Buongiorno.
Sì, buongiorno Alex. Ovviamente anche noi oggi continueremo a trattare del caro bollette, che è uno dei temi di forte attualità. Infatti la collega Chiara Gaiani sta andando per noi ad intervistare un imprenditore proprio che ci racconterà le difficoltà di mandare avanti un'azienda con questo forte aumento dei prezzi delle bollette. Detto questo, ovviamente a Padova c'è la cronaca in primo piano oggi, tante le notizie di cronaca. In primo piano un incidente stradale avvenuto ieri in tarda serata a Stanghella, siamo al confine della provincia di Padova con Rovigo, coinvolto un pulmino che stava trasportando dei giovani rugbisti della squadra Under 18 del Monti Rugby di Rovigo, 4 i giocatori feriti, più il conducente del pulmino e anche la donna che era alla guida dell'auto che si è scontrata appunto nell'incidente. Per come erano ridotti i due mezzi, diciamo che sono stati tutti piuttosto fortunati perché non ci sono feriti gravi. Ha avuto forti ripercussioni invece di questo incidente sul traffico e sulla viabilità della bassa padovana con appunto lunghe code. Questa è la prima notizia di cronaca. Poi invece a Padova città, nuovo imbrattamento della targa che ricorda Mazzola e Giraluci, due militanti del Movimento Sociale Italiano che nel 1974 vennero uccisi a Padova, furono le prime vittime delle Brigate Rosse in Italia. È stata nuovamente imbrattata con lo spray rosso disegnato una falce e martello la targa che si trova in via Zabarella, al luogo in cui avvenne appunto l'uccisione dei due militanti. La denuncia è stata fatta da Fratelli d'Italia, dal gruppo politico di Fratelli d'Italia di Padova, che poi si è anche attivato subito per ripulire la targa. A Mazzola e Giraluci solo 2 giorni fa era stata dedicata la nuova sede di Fratelli d'Italia qui a Padova in via Altichieri da Zevio. Infine l'ultima notizia di cronaca riguarda purtroppo, torniamo a parlarvi di molestie ai danni di una donna, perché una commessa padovana è stata minacciata con un punteruolo dal suo ex fidanzato proprio la sera di San Valentino. La donna aveva più volte denunciato gli atti persecutori messi in atto nell'ultimo anno da suo ex fidanzato, che la seguiva in continuazione e si appostava anche fuori di casa. Per questo lei veniva anche accompagnata al lavoro dai familiari. Lui invece ha aspettato la sera di San Valentino nel momento in cui la donna usciva dal negozio in cui lavorava e l'ha minacciata. Lei è riuscita a chiamare i carabinieri e questa volta per il 32enne è scattato l'arresto per atti persecutori. Grazie Valentina, sempre puntuale con i tuoi interventi. Ti lasciamo al tuo lavoro, a questa tua mattinata ricca di impegni. Noi rientriamo in studio perché come ci raccontava proprio la nostra collega Valentina Visentin, continueremo anche nelle nostre edizioni poi dedicate all'informazione serale a parlare del caro bollette. Restiamo però a Padova, perché venerdì, lo sapete, ci sarà la protesta delle luci spente in tanti esercizi commerciali. E bene, adesso vi raccontiamo la vicenda di una pasticceria che aderisce a questa forma di protesta. Noi siamo entrati dentro questa pasticceria per capire meglio la natura del problema. Nei pubblici esercizi sono cominciate ad arrivare le bollette di energia elettrica e gas ed è stata una mazzata, veramente una mazzata, perché un aumento del 100% circa per noi non ce l'aspettavamo e non sappiamo come reagire, nel senso che tu non puoi aumentare i tuoi prezzi del 100%, se no la gente non viene più. La storia di Federica Luni e della sua pasticceria è quella di tutti i colleghi. Aperto il PC, ecco la bolletta relativa alla fornitura dell'energia elettrica per il mese di dicembre. Il costo finale per dicembre 2021 è di 3.077 euro. A dicembre 2020 era molto meno della metà, 1.389,50 euro. Come fare ad assorbire rincari simili? La risposta è impossibile. Per questo anche Federica Luni, che lavora qui con il fratello Francesco, venerdì prossimo dalle 19.30 alle 20 spegnerà tutte le luci. Assorbi questo aumento impotente, perciò è proprio questo essere impotenti che ti sbaraglia, ti sconforta e non sai più cosa fare. Ecco perché questa manifestazione oppure questa
sensibilizzazione nel chiudere simbolicamente le luci per una mezz'oretta, in modo che si veda se quando i pubblici esercizi chiudono le luci cosa succede nella città. La città si spegne. C'è la ripresa, conferma Federica Luni. Vediamo effettivamente la luce in fondo al tunnel. E adesso la prossima festività è Pasqua, quindi insomma ci auguriamo che sia una Pasqua diversa dall'anno scorso, in cui le nostre porte finalmente si aprono alla clientela. La festa di San Valentino appena passata, dietro al tripudio di cuori, ha portato finalmente nuova linfa a pasticcerie, locali, ristoranti, ma i rincari non si limitano a luce e gas. Cresciuto il prezzo del latte, le uova per un periodo, complice l'influenza aviaria, erano diventate introvabili, ha aumentato del 30% il costo dei pistacchi, cresciuto il prezzo dei pinoli e del caffè. Noi non chiediamo dei fondi perduti o contributi a pioggia, noi chiediamo un aiuto concreto di ritorno alla normalità per sostenere queste spese che non erano previste, non erano annunciate e in cui noi non possiamo tagliare niente, e quindi veramente chiediamo un aiuto concreto nel tagliare le bollette e ritornare alla normalità di 2 anni fa. E come sapete, noi di Rete Veneta ascoltiamo la voce dei cittadini, raccogliamo le vostre segnalazioni da sempre e continueremo a farlo anche per quello che riguarda il caro bollette. Vediamo il cartello dove è riportato il nostro numero WhatsApp. Segnalateci le vostre problematiche, gas e luce alle stelle, cara bolletta quanto mi costi, scriveteci, mandateci la vostra testimonianza, noi raccoglieremo le vostre segnalazioni. Adesso andiamo in pubblicità, ma prima vi devo ricordare che alle 12:30 cederemo la linea al punto stampa del governatore Luca Zaia per fare tutto il quadro della situazione relativa all'epidemia in Veneto. Ebbene, rientriamo fra un minuto, poi ancora tante notizie e la conferenza stampa di Luca Zaia. (12:17), siamo in diretta, ben ritrovati al nostro Focus TG. Come vedete dalla grafica in sovraimpressione, fra poco cederemo la linea al governatore Luca Zaia per la sua solita, abituale conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione, di quello che riguarda l'evoluzione dell'epidemia in Veneto, con insomma tutte le altre tematiche all'ordine del giorno. Noi adesso però usciamo dal nostro studio, vi portiamo a Vicenza, dove vedo collegato con noi il nostro collega Daniele Garbin, che se non sbaglio ci parla di viabilità. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Giuliano, buongiorno a tutti i telespettatori. Parliamo proprio di viabilità. Alle mie spalle, per chi magari già l'ha riconosciuto, c'è il famosissimo, famigerato, dipende dai punti di vista, il passaggio a livello dell'Anconetta. Ecco, un'opera che insomma ha creato grossi problemi proprio per le soste continue, un quarto d'ora circa. Passa un treno, non è una linea così affollatissima, secondaria, va a schio, ma in quartiere è uno stilicidio. Da 40 anni si parla di un'eliminazione della barriera, ma sul come ci si è battuti e si sono avuti una serie di problemi da tutto questo tempo. Ecco, una soluzione che sembrava mai assodata era quella dell'interramento della linea. Su questo già il sindaco Variati, poi anche Rucco, per quanto costosa, sembrava la soluzione assolutamente meno impattante per il quartiere. E improvvisamente è arrivata sul tavolo di Palazzo Trissino una proposta che riporta invece in auge il progetto del cavalcavia, un'opera impattante assolutamente per il quartiere, un ponte lungo 120 metri, alto 7, porta il traffico, che insomma lascia perplessi i residenti, ecco, perché noi stamattina, alla saputa della notizia, siamo venuti a sentire le voci e il pensiero dei residenti che abitano qui e che finalmente si attendevano, sia pur dopo tanto tempo, un intervento. Sentire parlare di cavalcavia, la cosa
li ha veramente scioccati, diciamo così. Non ci sono anche qualche voce, ecco, il nostro è solo un'indagine senza un valore statistico matematico, però è una tendenza che abbiamo registrato. Effettivamente il sindaco che aveva detto bisogna sentire la voce dei cittadini, e noi siamo venuti proprio per dare un'anticipazione a questo. Stamattina puntuali siamo venuti a sentirli. Effettivamente c'è grande contrarietà a questa proposta di riportare in auge questo progetto di questo cavalcavia, proprio perché condizionerebbe troppo la vita proprio quotidiana di queste persone che dopo tutto questo tempo si ritrovano anche questo mostro. Bene o male sintetizzo così l'opinione delle persone che abbiamo raccolto. Ecco, assolutamente. Mi trovo in questo posto, e quindi rinvio poi stasera ai servizi. Prima sentivo che parlavate di caro bollette, anche noi nel nostro TG andremo a sentire la mia collega Luisa Bertini, a sentire i ristoratori locali, mentre nel dopo giunta Carlo Inghilleri è andato a sentire l'opinione del sindaco e dei consiglieri comunali che avevano chiesto di predisporre il fondo solidarietà per il Covid, che potrebbe essere un fondo, se rimpinguato, utile anche per sostenere le bollette. Quindi anche su questi temi rinvio poi al TG stasera. Insomma, Daniele, come si suol dire, siete sul pezzo. Ecco, quindi sì, tutti i temi di attualità li andremo ad approfondire tutti. Io ringrazio Daniele Garbin per il suo collegamento da Vicenza. Grazie Daniele, buon lavoro. Sì. Grazie a te Alex, e arrivederci ai telespettatori stasera. Noi rientriamo in studio per adesso cambiare un attimo discorso, perché sapete che da ieri è entrata in vigore la normativa che prevede l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Ebbene, vediamo come sono andate le cose, un misto di un aggiornamento e anche un po' riepilogo di quelle che sono le direttive nel Trevigiano. Autisti che hanno più di 50 anni e che quindi non hanno il Green Pass sono 18, e 9 sono quelli che sono invece sotto i 50 anni e che non si fanno nemmeno il tampone. 27 autisti sospesi dal lavoro, ma se si aggiungono malattie e permessi, nella sola MOM sono 85 i conducenti mancanti nel primo giorno di obbligo del Green Pass rafforzato per i lavoratori over 50. In un'azienda che ne conta 475 non sono pochi. Con questi numeri qua comunque riusciamo a garantire 3.450 corse rispetto ai 3.500 che sono le corse che facciamo ogni giorno. Cerchiamo di sacrificare non le corse ovviamente nelle ore di punta, ma nelle ore dove c'è minor traffico, però c'è un impatto comunque perché 50 corse sono un numero importante durante la giornata. MOM è tra le realtà che più hanno patito la novità entrata in vigore oggi. Da Contarina il presidente Sergio Baldin fa sapere che si temevano assenze più numerose, che alla fine non ci sono state. Un paio di giri di raccolta persi in mattinata, dice, che andranno poi recuperati. Resta il fatto che bisognerà vivere alla giornata e che le aziende dovranno affrontare di volta in volta i buchi che potranno crearsi a ogni cambiamento di turni o ogni assenza imprevista. Al di là di questo, anche dalla direzione regionale di Poste Italiane spiegano che oggi non c'è stata nessuna particolare conseguenza sul funzionamento degli uffici e la situazione è risultata sostanzialmente tranquilla anche a livello di uffici pubblici, come conferma per il comune di Treviso l'assessore al personale Alessandro Manera. I 2/3 di 550 persone sono circa 320-630 persone, e solo 5-6 persone hanno comunicato che non saranno presenti al lavoro in quanto over 50 e non avendo fatto il vaccino e quindi non avendo il Green Pass. Quindi diciamo che siamo riusciti a salvarci da questa situazione e non avremo grossi ritardi. Piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra poco con Luca Zaia in diretta. (12:26), ben ritrovati a Focus TG. Fra poco meno di 5 minuti cederemo la linea in diretta al governatore Luca Zaia, ecco inquadrato alla sede della Protezione Civile di Marghera. Luca Zaia terrà la consueta conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione relativa all'evolversi dell'epidemia in Veneto, e tratterà anche
tanti temi di stretta attualità. Noi prima però di cedere la linea a Marghera andiamo a parlare di quello che è successo ieri a Padova, primo giorno di entrata in vigore, insomma, dell'obbligo di Super Green Pass per gli over 50. Ieri a Padova c'è stata una manifestazione di protesta. In questo servizio raccogliamo le voci dei manifestanti ma anche la preoccupazione di alcuni imprenditori. Debutto del Super Green Pass obbligatorio per i lavoratori over 50 del pubblico e del privato. Per questa categoria da oggi per andare al lavoro sarà necessario avere completato il ciclo vaccinale o essere guariti dal Covid. La misura resterà in vigore fino al 15 giugno, una situazione che nel Padovano, secondo il sindacato di base CUB, l'unico in piazza a manifestare contro il Super Green Pass, riguarderà migliaia di lavoratori che da oggi verranno sospesi senza stipendio. Il dato generico è in media il 10%, rappresenta il 10% dei lavoratori, che si aggiunge ai già sospesi, quelli che avevano l'obbligo vaccinale dal 2021, e parlo dei sanitari, insegnanti, forze di polizia e scuole. Adesso riguarda anche il sistema produttivo, che è già in difficoltà nel reperimento di figure professionali e operai, quindi è un strumento, questo obbligo di Green Pass rafforzato, inutile per preservare la salute nei posti di lavoro. In circa 50 davanti alla prefettura di Padova i lavoratori del CUB hanno definito il Super Green Pass uno strumento inutile e vessatorio. Tra i manifestanti anche chi è arrivato a definire una sceneggiata le immagini delle bare di Bergamo portate nei camion dell'esercito. Dentro le aziende, invece, il banco di prova dei controlli. I datori di lavoro potranno verificare il Super Green Pass over 50 con la app Verifica Covid-19 o con un sistema messo a disposizione dall'INPS. Ma c'è preoccupazione nelle piccole imprese artigiane padovane con pochi dipendenti che si vedono costretti a riprogrammare le attività. Non ci sono grandi numeri, però bisogna tener conto che le nostre imprese sono piccola o media impresa e che quindi i collaboratori sono pochi. Un collaboratore, qualora decidesse di stare a casa anche se non stipendiato, vuol dire che noi dobbiamo mantenere il posto di lavoro. È vero che si fa fatica a trovare dipendenti, però è vero che se io ne trovo un altro devo procedere con il mio lavoro, perché ho tutto il problema delle commesse e di continuare quello che è la produzione stessa. Molti lavoratori over 50 stranieri non vaccinati scelgono addirittura di tornare nel loro paese fino a giugno in attesa della revoca del provvedimento. Le nostre aziende hanno una forte perdita di manodopera, che vuol dire economia, che vuol dire reddito, che vuol dire far vivere l'azienda, insomma, in un momento in cui abbiamo già altri problemi a partire dal caro energia. E come vedete, insomma, c'è un po' di movimento nella sala conferenze della Protezione Civile a Marghera per l'imminente arrivo del governatore Luca Zaia. Noi abbiamo forse il tempo di mandarvi un altro servizio che raccoglie le voci dei lavoratori e dei cittadini bassanesi, sempre in merito all'entrata in vigore del Super Green Pass per gli over 50. Un altro giorno che segna la storia di questa pandemia. Da oggi, 15 febbraio, infatti, i lavoratori del pubblico e privato che hanno almeno 50 anni dovranno possedere per entrare in sede lavorativa la certificazione verde derivante dal vaccino o dalla guarigione, il Super Green Pass. Siamo favorevoli. Come mai? Perché siamo favorevoli all'obbligo vaccinale per tutti, perché come si sono vaccinati gli altri si devono vaccinare anche loro per senso sociale e per correttezza. Gli unici casi che possono non vaccinarsi, a mio parere, sono quelli che hanno dei motivi medici seri. Come resto non accetto deroghe. È un ottimo strumento per anche indirizzare la gente a farsi il vaccino, soprattutto sopra i 50 anni, che è più rischioso. Io lo trovo una buona cosa. Adesso che è in calo potrebbero un po' ridimensionare questo obbligo. Io sono favorevole. Credo che ognuno sia un po' libero di fare quello che vuole, però in una situazione di emergenza sanitaria sarebbe bene mettere dei punti più fermi, e questo secondo me andava fatto già all'inizio di tutta la questione Covid, ecco. Quindi tutti gli obblighi che sono stati messi poi a vari step hanno creato ancora più confusione e magari ancora più rabbia da parte di chi era contro l'obbligo vaccinale o chi a favore. Tutto pronto per cedere la linea al governatore Luca Zaia
Prima però guardate queste immagini suggestive che ci arrivano dall'altopiano, riguardano la nevicata di ieri. Neve abbondante sull'altopiano dei 7 comuni, che se da una parte ha fatto scattare l'allerta sicurezza per la circolazione su strada, dall'altra ha regalato immagini da cartolina per turisti e cittadini. Ad Asiago e Gallio, attorno ai 1000 metri di altitudine, si misurava in mattinata un manto fresco fra i 25 e i 30 centimetri, mentre nelle località sciistiche in quota si sfiora addirittura il mezzo metro. Sull'intero comprensorio traffico rallentato con gli spazzaneve e i mezzi spargisale che hanno lavorato ininterrottamente a partire dalle prime ore del giorno. La neve è stata accolta favorevolmente dagli operatori turistici, in particolare gli impiantisti e i titolari delle piste di fondo. E intanto è iniziata anche la selezione delle 12 Marie del Carnevale di Venezia. Vediamo. A Venezia non è carnevale senza la tradizionale festa delle Marie, che ricorda l'omaggio in gioielli che il doge portava a 12 fanciulle veneziane per permettergli un matrimonio con dote. Ecco allora sfilare nella sala capitolare della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista per la selezione finale le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2022. Qui le aspiranti al titolo, tutte nate o residenti a Venezia, sono state selezionate dalla giuria tecnica e dalla patrona Maria Grazia Bortolato. Sono felice, quest'anno poi appunto che siamo in presenza, l'abbiamo fatto e adesso iniziamo il 19 con la vestizione, trucco e parrucco e poi una sorpresa. Le 12 Marie del Carnevale nei prossimi giorni animeranno i palazzi, gli eventi e le piazze veneziane vestendo gli abiti sartoriali cinquecenteschi disegnati da Francesco Briggi dell'atelier Pietro Longhi. Il vestito la vera novità, completamente rivisitato anche per festeggiare le celebrazioni dei 1600 anni della città lagunare. Sono sicura che anche per loro sarà una festa delle Marie gioiosa e felice e se la ricorderanno, come dico, per tutta la vita come le altre. Che Marie si... Abbiamo tagliato giusto la parte finale del servizio perché è arrivato il governatore Luca Zaia, a cui cediamo la linea. Oggi siete stati bravi perché avete messo i microfoni un po' più là. Vabbè, insomma, che belle notizie oggi, ragazzi. Tanto grazie per essere qui. Appuntamenti del futuro. Venerdì mattina ci sarà un bel incontro con il presidente Bonaccini. Quindi alla volta di mezzogiorno, 11:30, mezzogiorno, vi arriverà la convocazione, ci sarà anche un punto stampa, ci incontreremo per parlare un po' di attività che abbiamo con l'Emilia Romagna, con la regione Emilia Romagna. Lunedì è un anniversario importante, noi lo vogliamo ricordare da qui, sono 24 mesi, ovvero 2 anni dallo scoppio del coronavirus. Erano le 4 del pomeriggio del 2020, 21 febbraio 2020, una data che non ci dimenticheremo mai, e vorremmo condividere con voi che siete stati compagni di viaggio in questi 24 mesi con tutti i cittadini un punto e una riflessione su quello che è stato, che non sarà solo una riflessione di numeri, perché i numeri ce li abbiamo anche oggi, lunedì saranno poco diversi, ma sarà anche di cosa abbiamo vissuto in questi 24 mesi. Insomma, i veneziani dicevano che bastano 2 Pasqua e un Nadal, no? Noi abbiamo fatto 2 Pasqua e 2 Natali, però se ci pensate, i veneziani non avevano gli antibiotici, 1630, non avevano le terapie intensive, non avevano i vaccini e quindi lasciavano correre la pandemia, l'epidemia, e probabilmente bastavano 2 Pasqua e un Natale. Noi ci abbiamo messo un po' di più, ma abbiamo salvato molte vite umane. La peste a Venezia 1630 ha fatto 80.000 morti solo in città, si parla di 270.000 morti nell'entroterra. Quindi possiamo già dichiararci fortunati di aver vissuto in un momento storico in cui, Vax o no Vax, comunque c'erano dei farmaci, ci sono dei farmaci. Perché se è una roba sulla quale siamo tutti d'accordo, Vax e no Vax, che se non c'erano le farmacie con un farmaco non ci si curava. E passerei al bollettino per fare una roba veloce. Per oggi ci tenevamo, insomma ci sono un po' di novità, volevo dirvele.
C'è anche un raffronto, se volete, alla stessa giornata dell'anno scorso, però comunque oggi sono 9.186.000 tamponi molecolari. Pensate che l'anno scorso, a febbraio dell'anno scorso, ne avevamo 3.905.000. Quindi vuol dire che nell'ultimo anno abbiamo fatto più di 5 milioni di tamponi, 5.281.000. Tamponi rapidi, 17.962.000. L'anno scorso ne avevamo 2.924.000. Cioè i tamponi rapidi hanno galoppato 15 milioni in più. In un anno abbiamo fatto 15 milioni di tamponi rapidi. Positivi nelle ultime 24 ore, 5.181. 5.181 positivi intercettati da 78.367 tamponi. Incidenza 6,61. Ecco, qui per la cronaca noi siamo sempre i migliori o diciamo i secondi, se non siamo i primi nazionali, di tutte le regioni per l'incidenza più bassa ogni giorno. Per darvi una dimensione, abbiamo regioni con il 20% di incidenza ancora. Quindi l'epidemia qui in Veneto è sicuramente in questa fase sotto controllo. Positivi di oggi in isolamento sono 87.756, vedete cominciano a calare rispetto agli ingressi che avevamo prima. Abbiamo fatto giornate da 26.000 ragazzi. Numero dei positivi da quel 21 febbraio, 1.281.000. Ricoveri totali, e qui cominciamo con i bei dati. 1494. Pensate che l'anno scorso, oggi che giorno è? 16. Però ormai. L'anno scorso, il 16 febbraio, avevamo 1518. Vedete che siamo quasi in linea? Ma qua è passata una bufera di contagiati. Di qua eravamo veramente ai minimi. Cioè, tanto per darvi una dimensione, erano 618 contagiati questa giornata. E qui 5.100 erotti. Ve la faccio anche vedere bene così capiamo meglio. Allora, così ci capiamo. Questi sono i ricoverati e i positivi delle ultime 24 ore di quella giornata. Questi sono i ricoverati e i positivi delle ultime 24 ore. Anzi, aspetta, facciamo così la vedi meglio. Eccola qua. Tac, tac. Così si capisce meglio, no? Vedete i numeri? Capite cosa è successo? Allora, di questi 1494 pazienti ne abbiamo 1371 in terapia in area, area medica, meno 13, quindi stiamo dimettendo. E ne abbiamo 123 in terapia intensiva. Considerate che noi diamo il dato di positivi e negativizzati, ma sono molti di meno. Meno 5. Terapia intensiva non Covid 304, totale dei decessi 13.637. Ecco, questo è un dato sul quale ragionare. I morti a un anno fa erano 9.551. Ciò vuol dire che noi in un anno abbiamo avuto, il primo anno abbiamo avuto 9.551 morti. Seguite il dato. Primo anno da febbraio a febbraio 9.551. Il secondo anno 4.086. Con decuplicati positivi, che è la strage evitata.
Totale di dimessi siamo quasi a 30.000 ragazzi. Allora, guardate, le curve ci dicono che l'infezione sta regredendo, ci sono ancora contagiati. È altrettanto vero che questi contagi non si traducono in ospedalizzazioni aggressive in questa fase, si ospedalizza ma si sta anche dimettendo tanto. Sono dati che ci dicono che, intanto vediamole visivamente queste curve così ci capiamo subito. Questa è la curva dei ricoveri, curva blu che sta calando, la vedete, questo becco a confronto dell'anno passato, 2020-2021. Se poi guardate questa che è molto più interessante, è quella dei contagi. Stanno precipitando, vedete la curva? Cioè non è una curva che scende questa, è una curva che inverte totalmente la propria tendenza, cioè la curva blu arrivata all'apice sta crollando. Ma del resto noi abbiamo oggi l'89,1% dei veneti vaccinati. Scusate, non riescono a sentire la cara. Sì, è troppo vicino al microfono. Ah, forse è vicino. Ah, grazie. Grazie. Ma non stava suonando comunque. Grazie. E allora abbiamo, adesso sentono, fatti confermare, grazie. La tecnologia serve anche a questo. Allora, noi abbiamo l'89,2% di veneti che hanno avuto il vaccino, dei quali tra i 5 e i 11 anni il 32,9%. Allora, questo effetto che stiamo vivendo, che delle curve che sono in remissione eccetera, è dato dalla presenza di molti vaccinati e anche di molti guariti. Oggi l'R con T è 0,92, siamo scesi sotto 1. Sembrava un miraggio, no? Ma meglio ancora vi dico che l'area medica è a 15,6%. E vi dico inoltre che siamo in totale piena zona bianca perché la terapia intensiva è 6,2%, con un'incidenza di 1181 casi su 100.000. Qui 1181 su 100.000. Quindi se i dati avranno questa conferma nei prossimi giorni, dal 7 marzo, sapete che ci vogliono 2 settimane di conferma, noi siamo zona bianca, che non è che cambia nulla perché le mascherine all'aperto le hanno già chiuse, le hanno già tolte dall'11 di febbraio, però è un segnale non da poco. Vi dico anche che il nostro modello matematico, un giorno ve lo presenterò, ci dice che a 7 giorni noi dovremmo, e questo è interessante, avere 759 persone in area medica, cioè si parla di dimezzamento delle presenze in 7 giorni. Diciamo che secondo me, allora, l'affidabilità me la dà 99%, io sono un po' più prudente perché dimezzarli in 7 giorni, però è pur vero che oggi non stiamo caricando, quindi se prendiamo il blocco dei 1431 che abbiamo e li proiettiamo in 7 giorni, sappiamo che gran parte di questi verranno dimessi, no? Cioè non è che anche perché sono lì magari già da qualche giorno. E le terapie intensive ce le dà proiettate sui positivi, cioè togliendo i negativi che sono in terapia intensiva, a 29 soggetti. Quindi il modello ci dice, con una confidenza del 95% in questo caso, ci dice che è assolutamente confidente nel fatto che fra 7 giorni la situazione sia addirittura verso, diciamo, il precipizio in senso positivo. Del resto, se guardate queste curve, queste sono le curve delle età, cioè i contagi. Allora, per darvi una spiegazione, abbiamo le date sotto, le giornate, e qui c'è il tasso di il numero di
l'incidenza di positivi. Le curve sono l'età, per darvi un'idea la curva rossa è 0-14 anni, vedete come stanno precipitando tutte, per tutte le fasce d'età. Un mese fa avevamo questa curva e questa, quelle dei più giovani, che comunque salivano mentre le altre scendevano. Adesso abbiamo per tutte le fasce di età, le curve si stanno piegando. Allora, detto tutto questo, detto anche che continuiamo a vaccinare, anche se non tantissimo perché siamo sui 10.000 vaccini al giorno, oggi ne abbiamo fatti 9.746, abbiamo passato i 10 milioni e mezzo di vaccini e abbiamo fatto oltre 3 milioni di booster. Detto tutto questo, dico che a tutti fate un minimo di attenzione, cioè non è che adesso facciamo festa grande come si dice a Venezia e avanti tutta, cioè il virus c'è ancora, c'è sempre il pericolo di infettarsi, quantomeno se è meno aggressivo comunque il pericolo è che ti mandi in quarantena, che ti mandi in isolamento se te lo becchi e manda anche qualche tuo contatto stretto in quarantena, nonostante si siano allentate anche le modalità il piano di sanità pubblica ci permette più libertà d'azione, soprattutto per coloro che hanno il booster. E quindi in caso di assembramento la mascherina è sempre consigliata. La domanda che ci fanno ricorrente è questa: ma la mascherina quanto la porteremo? Quanto vorremmo? Noi cittadini? Perché io mi rifiuto di pensare che si possa pensare che sia un on-off, no? Penso al Giappone che se vanno in metropolitana si mettono la mascherina. Io non escludo di avere lo stesso atteggiamento in futuro, a prescindere che ci sia il virus o non ci sia. Diciamo quantomeno culturalmente è stata sdoganata sta mascherina, no? Diciamolo fino in fondo, non proveremo più vergogna a portare una mascherina. Prima ci saremmo sentiti trattati un po' così da diversi e quindi cercheremo di utilizzarla anche per la prevenzione di altre magari virosi, di altri virus, di altri batteri che magari rischiamo di prendere perché siamo in condizioni di estremo assembramento, magari in un mezzo pubblico o in qualche altra occasione. I non vaccinati in età lavorativa, gli ultra cinquantenni dai 50 ai 69 anni, noi abbiamo fatto 2 conti, sono non vaccinati 131.000, dai 50 ai 69 anni. Dei quali non vaccinati ma guariti, dei quali 54.000. C'è stata una spulata di contagio tra i cinquantenni, 54.000. Cioè vuol dire che 5, 10, 15, quasi il 40% si è contagiato dei non vaccinati. Allora 131.000 sono i non vaccinati, dei quali 54.000 si sono contagiati, sono guariti. Quindi vuol dire che noi abbiamo ancora 77.000 persone, è la stima, in età potenzialmente lavorativa, potrebbe essere che qualcuno sta a casa, non so, una persona che fa la casalinga o qualcuno che per altri motivi può stare a casa, che in via teorica dovrebbero vaccinarsi per andare a lavorare e che non si sono vaccinati. Siccome questo è un dato che ci chiedete sempre, a tutt'oggi questo è il dato che io tengo a ricordarvi. In linea generale, a parte fare gli auguri alla signora Bruna d'Azzotto di San Pietro in Gu, che fa 100 anni oggi, torniamo anche con i compleanni, e quindi che mi sembra bene, no? E facciamo gli auguri alla signora Bruna d'Azzotto di San Pietro in Gu, 100 anni. In linea generale, insomma, io spero che lunedì si possa veramente farne un bilancio finale. La stampa internazionale, che ogni tanto vi cito, dà comunque remissione delle curve nei paesi, diciamo quelli che comunque dell'Occidente, definiamolo così, no? Cioè se vedete le curve inglesi piuttosto che le curve tedesche o quelle francesi, sono tutti in remissione, sono tutti in calo. Gli Stati Uniti hanno un fenomeno un po' variegato, ma è dato anche dal fatto che hanno degli stati dove si sono vaccinati poco, altri stati dove si sono vaccinati alla grande, e quindi con l'effetto sulla curva dei positivi e della mortalità che è un po' variabile. L'Africa
della quale noi ci siamo sempre preoccupati, perché abbiamo sempre detto è giusto garantire la vaccinazione a tutti, sta sollevando un quesito nel mondo scientifico. Oltre solo il 2% della popolazione africana ha più di 70 anni. Quindi da questo anche si evince che le basse mortalità che hanno avuto, o basse, scarse, diciamo bassissime, non sicuramente rilevanti, siano dovute anche a questo fatto. Quindi forse, come si può dire, anche il tema della vaccinazione correlato alle fasce di età giovanili non è stato un problema in quei paesi. In linea generale penso che questo diventerà la nostra influenza, ne parleremo comunemente, ma del resto se ne parla già comunemente, no? Se avevate un conoscente 2 anni fa che vi diceva che aveva preso il coronavirus, facevate il triplo salto mortale con avvitamento e scappavate. Adesso gli chiedi quanti giorni stai a casa, e questo penso che sia un segno anche di un approccio culturale che è cambiato. Io passerei la parola a voi per le domande e dopo se l'assessore ha qualche aggiornamento, abbiamo aggiornamenti su altri temi. Non abbiamo dati oggi, dobbiamo recuperarli se volete dati sulla scuola. Ve li portiamo lunedì o venerdì? Prego, domande? Prego Tosato, poi Nicolussi, poi Moscati. Buongiorno. Buongiorno. Presidente. Beh, ecco, insomma, se non è un cessato pericolo, ci siamo vicini, pare di capire. Allora, è stato abbastanza esauriente nel documentare il crollo dei ricoveri e la caduta dei contagi. Tutto questo avrà un riflesso apprezzabile immediato nelle prestazioni ospedaliere? Assolutamente sì. Glielo chiedo perché, come l'assessore Nazzarin sa bene, le liste d'attesa si sono allungate, ci sono tante persone che aspettano visite, prestazioni ambulatoriali e specialistiche. Insomma, la situazione è abbastanza delicata. Volevo sapere se c'è una qualche previsione sulla tempistica. No, dopo do anche la parola all'assessore Nazzarin. Voglio ricordare che noi già una decina di giorni fa, la scorsa settimana, il dottor Flora ha scritto a tutti i direttori generali, ne abbiamo parlato anche in conferenza stampa. E adesso si va nella fase assolutamente di pieno recupero, come deve essere. Ovviamente bisognerebbe anche evitare di enfatizzare il fatto che i privati vengono coinvolti, perché è inutile chiedere delle liste d'attesa da abbattere dopo meravigliarsi perché i privati vengono coinvolti per l'abbattimento delle liste d'attesa. Dopo l'assessore darà anche i numeri, sono 270.000, quante sono? 264.000. 264.000 prestazioni. Dall'altro vi dico che noi... stiamo parlando della specialistica ambulatoriale. Dopo, dall'altro vi dico anche un'altra cosa, lo dico per creare un link col cittadino per vostro tramite, che noi abbiamo dato disposizioni che, salvo problemi di forza maggiore, che so, una positivizzazione in un reparto non Covid o qualcosa che succeda, ma che gli ospedali siano aperti alle visite. Super Green Pass, 2 dosi guariti o tampone fatto per andare a fare la visita, perché ci stanno arrivando, ci arriva qualche lettera che dice ma non riesco a vedere il mio genitore, non riesco a far visita, quindi si sappia che i direttori hanno avuto questa disposizione, quindi a meno che non ci siano motivazioni contingenti come quella del cluster che ti parte in un reparto, i cittadini hanno diritto a fare le visite ai loro familiari, ai loro conoscenti, ai loro amici che sono ricoverati. Quindi lo voglio dire anche pubblicamente, perché ho l'impressione, siccome siamo in tanti nella sanità del Veneto, ho l'impressione che qualcuno sia un po' più sordo o sia un po' più distante, però approfitto di voi perché c'è qualche match arriva, anche stamattina ce n'è arrivata una dall'UL6 di Padova che ho segnalato subito, e penso che non ci siano motivazioni valide per star lì ancora a fare tribolare i familiari per le visite, e i familiari del canto loro devono capire che ci sono delle regole da rispettare. Non è che possiamo andare col pullman a fare la visita al nonno, ci va una persona, ci si dà il turno, non si sta dentro tutto il giorno se il reparto prevede che fai 10 minuti o un quarto d'ora, perché ricordo che ne abbiamo 9.000 più o meno ricoverati tutti i giorni, e quindi vuol dire che se tutti hanno una visita, immaginate che folla entra nei nostri ospedali tutti i giorni. Quindi
tema della tutela è sacrosanto, dall'altro bisogna avere anche un minimo di buon senso di fare in modo, cioè i microfoni qua sono troppo alti, dov'è il volume dei microfoni? Ah, lì. C'è effetto Larsen e non vorrei darsi fastidio a casa, e quindi questo. L'assessore, prego. No, allora, come diceva il Presidente, noi abbiamo riattivato, quindi abbiamo riattivato e riaperto, quindi sia la specialistica ambulatoriale che era stata sospesa 30-60 giorni, e sono le 264.000 prestazioni tra il galleggiamento, quelle in sospese che erano state previste e riscontrate in tutte le USL, e poi abbiamo un dato che è stato calcolato, insomma, rispetto a dati precedenti Covid, avremo da recuperare circa 30.000 interventi chirurgici di elezione, quelli famosi programmati e poi sospesi, perché quindi non sono stati fatti, che possono essere dalla cataratta, la protesi o da altri interventi che non erano quelli urgenti, perché quindi si richiedeva l'urgenza. Le USL si stanno attivando per il recupero di tutte queste prestazioni, sia con prestazioni aggiuntive, quindi con il personale che fa anche orario aggiuntivo ove possibile, però dobbiamo sottolineare che il nostro personale è già comunque, voi lo sapete, insomma, sotto stress ormai da 2 anni a questa parte, con eventualmente, e questo lo faranno le USL, il ricorso anche a prestazioni dai privati accreditati entro i budget che abbiamo stabilito noi, quindi non ci sono budget aggiuntivi, per capirci, perché qualcuno dice che stiamo aumentando i budget, ma abbiamo aumentato i budget specifici per il recupero delle liste d'attesa, quindi anche definiti in questo senso. È chiaro che la programmazione è una programmazione che deve essere fatta in base al personale che le USL riescono a riconvertire da punti tampone, da centri di vaccinazione e quant'altro nei reparti per iniziare un recupero. Siamo fiduciosi perché, se vi ricordate bene, l'anno scorso, quando abbiamo riaperto durante l'estate, in un paio di mesi con il piano di recupero siamo riusciti a recuperare un bel po' di prestazioni, quindi siamo fiduciosi che, insomma, in tempi brevi le USL saranno in grado di recuperare il più possibile. Grazie, io avrei un'altra domanda che riguarda invece l'aspetto, per così dire, economico produttivo. Prego. Proprio perché, insomma, la congiuntura sanitaria, diciamo, che volge il bello, se possiamo dire così, però ci sono tanti segnali preoccupanti dal punto di vista economico e sociale, i rincari, le bollette, i carburanti, insomma, questa polemica sugli incentivi dell'ecobonus che divide anche il governo. Lei è intervenuto all'ultimo Consiglio federale della Lega suggerendo, mi pare anche a Salvini, alcune linee nell'azione di condizionamento del governo. Secondo lei la Lega quali temi governativi dovrebbe privilegiare come forza di maggioranza, proprio sul versante economico e sociale? Io penso che tutte le forze politiche debbano investire aiutando chi vive nella marginalità e chi vive nelle difficoltà. Il caro bollette non pesa in egual misura su tutti. Finiamola con le ipocrisie. Il caro bollette rovina alcune famiglie, altre riescono a pagarlo. Il che non è una giustificazione che il caro bollette vada bene. Però c'è una parte di popolazione che è letteralmente devastata dal caro prezzi. È quella popolazione che fa il bilancio con uno stipendio di un operaio e sa che a fine mese arriva mettendo via magari 50 euro, 100 euro. Se ti arriva il caro bollette, si finisce. Che magari servivano per comprare i libri al figlio o necessità vere, un'ecografia, un ticket da pagare. Io penso che noi dobbiamo concentrarci su questa fascia di popolazione. Dopodiché noi stiamo pagando un duro conto dal punto di vista energetico perché abbiamo coccolato e accarezzato l'idea di poter vivere alla grande come le cicale, senza preoccuparci delle fonti energetiche. Noi siamo famosi per aver vietato il nucleare, per dire, no? Siamo famosi perché ci dà fastidio una qualsiasi centrale idroelettrica, in qualsiasi stupidissimo salto d'acqua.
anche il più banale ha un commentato contro. Siamo tutti per le energie rinnovabili, ma ci dà fastidio una pala eolica, ci dà fastidio il pannello solare per l'impatto ambientale che ha. E allora, dopo tutto questo, diamo uno sguardo ai paesi del nord Europa, ma penso anche alla Francia, piuttosto che la Germania o altri, che comunque stanno investendo. Addirittura si parla adesso delle mini centrali nucleari addirittura a livello aziendale. Si parla ancora di investimento nel nucleare sicuro e pulito, parlo di Danimarca, Svezia e parlo della Francia in particolar modo. Noi dobbiamo prendere atto che non siamo, in virtù di scelte fatte negli ultimi 30 anni, dipendiamo energeticamente dagli altri. Il dare e avere è a nostro svantaggio. Il conto lo stiamo pagando perché ora? Perché in un momento di tensione sui mercati e geopolitica, sì, è vero che c'è l'Ucraina, ma è altrettanto vero che noi non abbiamo le centrali per farci energia in proprio, per cui per noi la vicenda ucraina pesa ancora di più. Quindi io penso che noi dobbiamo uscire da questa partita. Guardate che il vero rischio dell'energia è una nuova delocalizzazione, perché comunque è uno dei fattori limitanti della produzione, è il costo dell'energia. Cioè quando tu leggi che ci sono aziende che fanno il fermo produttivo perché non ci stanno più dentro, ok, se è una roba di una settimana e si risolve tutto bene, ma se è una roba che diventa strutturale, il fermo produttivo si chiama delocalizzazione. Quindi al governo bisogna che siano attenti al fatto che il caro energia rischia di spopolare i territori produttivi, di creare occupazione, di creare delocalizzazione, e quindi non è solo più un problema di bolletta, è un problema di strategia di sviluppo. Noi dobbiamo creare ricchezza e occupazione. E se qualcuno gli fa schifo cambierà territorio, cosa volete che vi dica? I soldi sono del diavolo, ma senza i soldi il territorio non cresce. Ricchezza e occupazione, cioè PIL e occupazione. E per fortuna che da questa amministrazione è nata ad esempio l'operazione delle Olimpiadi. Immaginate in questo scenario non aver lì abbandonata la montagna dove nessuno investirebbe perché non ci sarebbero le risorse, e spero che il PNRR venga gestito in una maniera migliore, ma soprattutto si dia vita a un overbooking in maniera tale da capire subito chi non è in grado di gestirsi i soldi e che gli vengano tolti, che non assistiamo alle solite scene italiane dove stanziamenti restano lì perenti senza produrre nulla e magari ci vengono anche riportati via dall'Europa. Voglio ricordare che quelli sono soldi nostri che fra l'altro dobbiamo anche restituire, perché qualcuno forse ancora non l'ha capito. Cioè non è un gentile omaggio, è una parte di omaggio. Quindi la strategia secondo me è questa. Aggiungo anche la storia dei balneari, visto che è il momento di discussione di argomento, me l'hanno chiesto anche le agenzie, ne approfitto. Cioè sui balneari, ragazzi, se uno fosse arrivato ieri mattina e si è preso un pezzo di spiaggia, uno dice vabbè, par condicio, facciamo una garetta, ma qui ci sono balneari che si sono letteralmente inventati la spiaggia. Se parliamo di una concessione di una spiaggia piuttosto che di un parcheggio o di qualcosa di demaniale. Cioè voglio ricordare che le nostre spiagge 50 anni fa no, ma insomma se voi penso 60-70 anni fa non erano neanche tali. C'è la storia di Bibbioni, io ricordo di aver premiato qualche anno fa il primo albergatore che ha fatto il primo albergo a Bibbioni, diceva guarda che era deserto da tutti i campi. Cioè Jesolo era cava zuccherina, no? Allora io penso che il tema delle nostre concessioni deve essere rispettoso della storia, dell'identità, dei sacrifici che hanno fatto i nostri concessionari. Io non faccio parte di quelli che credono che bisogna far gare dappertutto. E comunque se si faranno le gare perché l'Europa viene in casa nostra a dettare regole che io non condivido rispetto ai canoni al demanio, le si debbono fare tenendo presente tutta una serie di, come si può dire, di aggiustamenti rispetto a chi c'era quando nessuno si preoccupava di quelle aree. E poi un fatto identitario, insomma mi penso che il bagnin degli Jesolo deve essere degli Jesolo, cioè che non si trovino robe strane in giro per le spiagge.
Sapete, è facile mettere in piedi una società e partecipare alle gare pubbliche, ma poi ci vuole anche il cuore nel gestire questi servizi, ed è una grande preoccupazione. È come se mettessimo in gara le gondole a Venezia, si potranno anche andare in palestra, addestrarsi e faranno un po' però noi vogliamo i veneziani sulle gondole. È un reato, sappiamone atto, ma insomma fa troppe regole, finisce che si muore di regole. Altre domande? Michele Nicolussi Moro. Buongiorno. Allora, io devo fare la domanda tecnica, poi ve la faccio al volo. Intanto volevo capire, visto che abbiamo accennato ai 2 anni di Covid che cadono il 21 febbraio, anche con il primo morto purtroppo che abbiamo pianto nel Veneto, però che cosa voi come amministratori avete imparato da questi 2 anni di Covid? Perché noi ci siamo ritrovati ad affrontare una pandemia del genere con posti letto tagliati dai governi di tutti i colori, per cui ci siamo ritrovati con 10 anni di posti letto tagliati, 37 miliardi di euro tolti alla sanità, posti di terapia intensiva che non c'erano, e lo sapete benissimo che in tutta Italia c'era gente che girava in ambulanza tra i 4 ospedali e moriva anche in ambulanza perché non si trovava un posto in terapia intensiva. Il territorio che era totalmente scollegato dall'ospedale, per cui molti dimessi e non in grado di tornare a casa, non si sapeva dove piazzarli, per cui volevo capire adesso cosa ci resta del Covid, cosa possiamo tenere, cosa avete imparato? Questo è un bilancio che vorrei fare lunedì in tutta sincerità. Sì, ma un input. No, guarda, io penso una cosa, che intanto a fare i fenomeni qua non c'è, meglio i fenomeni, c'è poco da fare i fenomeni. Noi abbiamo affrontato qualcosa di storico, di straordinario. Cioè come quando arriva un terremoto, è inutile che stiamo a fare tante analisi, è arrivato il terremoto, da noi è arrivato un terremoto sanitario mondiale. Quindi a me fa anche un po' specie vedere tutti questi esperti che parlano di terapie intensive, tutti bravi, il giorno dopo però a dire queste robe. Però se voi andate a controllare le mie dichiarazioni, in tempi non sospetti ho sempre contestato il DM70 dicendo guardate che il numero di posti letto per abitante va rivisto, ma quando ancora del Covid non se ne parlava neanche. O i tagli alla sanità, quante battaglie abbiamo fatto? Quante impugnative non ha fatto la Regione Veneto sulle finanziarie per la sanità? Dio solo lo sa, insomma, ma sono agli atti, non lo so solo Dio, sono agli atti. Guarda, io penso che da questa esperienza se ne esce più forti, abbiamo capito quali sono i punti di forza e di debolezza. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto una fortuna di avere la sanità alle nostre spalle, al nostro fianco, perché io parlo con colleghi che non avevano questo tipo di sanità. Degli ottimi professionisti, poi da me la marcia c'è dappertutto, c'è negli ospedali, c'è in politica, c'è nelle famiglie, c'è dappertutto, ma io veramente dico che questa è la consacrazione dei nostri operatori che hanno fatto il loro mestiere, lo hanno fatto con difficoltà inimmaginabili, alcuni lo hanno fatto abbassando la testa e avanti, altri lo hanno fatto facendo denunce e proteste sindacali, però insomma ne siamo venuti fuori. Sanità va ridisegnata, va totalmente ridisegnata, ma va perché allora tu non è che puoi pensare che la piena storica diventi unità di misura, perché rischi anche di sballare, no? Cioè tu non è che puoi tenere 1000 terapie attivate da qui all'infinito, perché significa anche sprecare risorse. Abbiamo capito però che devono esserci di modelli molto più flessibili, abbiamo capito che nelle professionalità, sentite, ci vuole anche più flessibilità negli approcci. Noi abbiamo assistito a discussioni per capire chi poteva fare il tampone. Cioè, oggi lo fa il farmacista, ma vi ricordo che è una rivoluzione aver pensato, aver messo in rete le farmacie in questa battaglia, perché le farmacie, cioè, secondo il principio dogmatico italiano, non dovevano, erano venditori di farmaci, e gli abbiamo dato il tampone e il vaccino, quante cose si sono fatte. E abbiamo capito che l'ufficio complicazioni affari semplici è stato il più grande nemico nella pandemia. Ma a voi sembra normale che qui siano nati i tamponi fai da te
e siamo stati gli ultimi al mondo a utilizzarli. Sono stati utilizzati con l'ultimo decreto i tamponi fai da te, vi ricordo, per le scuole, 10 giorni fa. Vi sembra normale che noi siamo stati i primi a parlare di tamponi rapidi e abbiamo dovuto sorbirsi delle polemiche per poi vedere consacrati i tamponi rapidi in tutto il mondo? Io penso che ci voglia un nuovo piano di sanità pubblica in questo Paese che tenga presente che nel momento in cui ci vogliono i piani anche pandemici aggiornati, e penso che Francesco Zambon ce l'abbia descritta bene, insomma, la situazione, ci vuole più un lavoro di squadra, però mi fermerei qui perché lunedì ho altre robe da dirvi. Prego Alda, ti basta una, no? No, ancora Michela. Sì. Scusami. Volevo fare una domanda tecnica tornando un attimo ai privati. Volevo capire se il budget assegnato dalla Regione sono sempre i famosi 107 milioni di euro per il recupero delle liste d'attesa o se è stata fatta un'integrazione, perché non mi ricordo, in giunta forse avete fatto un'integrazione? Allora abbiamo portato in giunta il budget per i prossimi 3 anni, riconfermando il budget precedente e inserendo una partita di 10 milioni in azienda zero che in più, che erano i budget che anche nell'ultima tornata proprio per recupero spese avevamo cercato di dare proprio con l'ottica del recupero spese. È chiaro che i 10 milioni in più che sono in azienda zero saranno le singole USL che in base al proprio recupero liste d'attesa potranno attingere su poi autorizzazione nostra. Quindi il budget è confermato, ci sono questi 10 milioni in più collocati in azienda zero. Ok. E l'altra cosa invece è ritornata alla ribalta il problema delle COP. Era già stata fatta un'indagine dalla CIMO, adesso è stata fatta un'inchiesta giornalistica che è uscita poi su Rete 4 e abbiamo visto che ci sono interi reparti, parliamo soprattutto di pronto soccorso e SUE, ma sono totalmente appaltati alle cooperative. Ci sono anche interi turni in ginecologia, medicina, chirurgia appaltati alle cooperative. Volevo capire se la Regione sta operando una ricognizione anche sulla qualità dei medici che queste cooperative ci mandano. Sì, è in corso un'ispezione, però vorrei partire da un presupposto. Stiamo parlando, quantomeno sulla carta, di medici. No, perché è passato il concetto che qualcuno dice ma non insegna neanche a medici questi. No, c'è tutta gente che ha titolo per entrare in un ospedale e praticare le cure ai pazienti. Punto. Dopodiché ho visto anch'io il servizio, ho visto, si dice ma lei ha fatto l'alberghiero, ok, ma anche se vado da quella che porta le ossa negli ospedali, cioè, le persone che arrivano hanno titoli, se qualcuno ha un'informazione che non hanno titoli è un'altra roba. Perché stiamo lavorando in emergenza, tanto è vero che l'assessore ha attivato un'ispezione proprio per appunto dove no, in generale per capire, approfondire questo tema, visto che l'abbiamo visto anche noi lanciato dai media. Sì. Quindi voi state appurando l'operato delle cooperative e chi manda nei nostri ospedali? No, noi non abbiamo notizie di persone inviate senza titolo. Se qualcuno ce l'ha, ce lo dice. Noi abbiamo notizie di aver assunto dei medici tramite le cooperative, che quindi fondamentalmente sono pensionati e che tornano nel circuito. Ah, quindi pensionati e specializzandi però? Sì, scusami, tutte le categorie, insomma, che c'è. Quindi il cittadino deve sapere che noi non abbiamo notizie di aver assunto finti medici. Dopo, se dà fastidio perché c'è la cooperativa, se dà fastidio e se qualcuno ci spiega qual è l'alternativa, siamo qua. Quindi l'ispezione è conclusa? Allora, l'ispezione è in corso anche relativa ai servizi che abbiamo visto, quindi con i focus con un occhio su tutta la regione, ma con un occhio soprattutto sui servizi, visto che ci hanno anche delle indicazioni ben precise, con anche delle persone che hanno parlato e quant'altro. Sì, esatto. E scusate, tecnicamente chi la conduce l'ispezione? L'ispettivo. Allora l'ispezione viene dalla direzione sanità e sociale, che poi si avvale delle persone in azienda zero e di personale della direzione. Ok, grazie. Prego. Alda, prego. Prima Moscati, poi Vanzan.
Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Prima mi chiedevano, visto che lei ha fatto vedere la curva, il picco che giorno era? Porca miseria, non lo so. Non c'è... Non c'è la data. Non c'è la Perché data. generalmente nei... Ferma un attimo, vedo se c'è, ma penso proprio di no, non ci sia. Vabbè. Il picco. Non c'è la data. Vabbè, niente, passiamo all'altra questione. Lei prima ha fatto... Comunque una ventina di giorni fa è stato, più o meno. Più o meno, va bene. Lei prima ha fatto riferimento alla fine, diciamo, della peste a Venezia, e Venezia sappiamo che ha festeggiato e ha non solo festeggiato con una festa che ancora oggi noi facciamo, ma anche addirittura con delle opere. Abbiamo qualcosa in serbo che magari ci dirà lunedì per questa, o è prematuro? No, guardate, non abbiamo nulla, è prematuro, no. Un'altra basilica della salute la vedo dura. Beh, potrebbe esserci qualcosa. Anche perché c'è la sovrintendenza, cioè non gliela farebbero fare neanche a loro. Ma non è detto Non che gliela debba avrebbero essere fatta a fare Venezia. neanche. Non è detto che debba essere a Venezia. Vabbè, niente, era una Prego. curiosità, attendiamo lunedì, grazie. Prego. Prego Alda Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Delle 300.000 prestazioni in lista d'attesa tra visite e operazioni, quelli che hanno prenotato e stanno aspettando, devono cominciare a chiamare il CUP oppure devono aspettare? Che indicazioni date? Come quelle che non ho capito. Le persone che hanno prenotato e non sono state ancora contattate perché in galleggiamento Vengono ricontattate. quindi non devono richiamare No, il i CUP. galleggiamenti solitamente vengono ricontattati. Va bene, quindi devono attendere. Presidente, sul discorso caro problemi energetici, bollette e quant'altro, quindi lei rivedrebbe la sua posizione in merito alle estrazioni e le trivellazioni in Adriatico? No, guarda, io Guarda sono nucleare? persona coerente. Noi abbiamo detto che abbiamo sostenuto un referendum contro le trivellazioni. Ciò non toglie che ci sia una capacità di estrazione dalle attuali piattaforme che è ancora, come si vede, inespressa. Per cui c'è ancora, come si vede, spazio per l'estrazione. Adesso abbiamo delle modalità anche di verifica della subsidenza e quindi di eventuali movimenti al millimetro con il satellite in tempo reale. E quella è una fonte energetica, no? Il gas, vedo che comunque anche nel piano nazionale si cerca di salvaguardare l'Alto Adriatico, no? Proprio per tutta una serie di aspetti. Vi ricordo che noi viviamo di turismo, facciamo 18 miliardi di fatturato con le spiagge, oltre che l'agricoltura e tutto quello che ne consegue. Certo è che il problema non lo risolviamo con nuove trivellazioni, il problema è che qua dobbiamo decidere di fare una scelta di campo rispetto al nucleare, punto. Green Pass, lei lo abolirebbe visto che stanno calando le curve? Ma guarda, il Green Pass non è un problema per l'89,2% dei cittadini che si sono vaccinati. Penso che scomparirà, non è che gireremo tutta la vita del Green Pass. Pensare di abolirlo nel giro di qualche giorno o di qualche settimana, non lo so. Penso che sia anche, sarebbe il sintomo di un progetto sporadico. Allora, la certificazione ha una validità, immagino che non si risolva nel giro di qualche settimana sta partita, ma neanche con l'aspetto della... Io sento molti vaccinati e dico, scusa, io il Green Pass perché adesso lo dovete eliminare? Cioè, molti rispondono così, lo sapete anche voi. Dall'altro è altrettanto vero che quando non servirà più sarà eliminato, ma non mi sembra che in questa fase si possa dire che l'essere vaccinati sia ininfluente. Dopodiché queste sono decisioni di piani di sanità pubblica nazionali, staremo a vedere, però il Green Pass è correlato alla necessità di capire se siamo in sicurezza, in questa fase non lo siamo. È possibile secondo lei che la curva dei contagi dipenda relativamente dal fatto che con i test fai da te la gente poi non si, tra virgolette, denuncia?
Cioè potremmo avere pochi contagi perché io mi faccio il test in casa e non vado a dire che sono positivo. Ma guarda, allora, il fenomeno si attuerà sempre di più, nel senso che se avessero ascoltato gli scienziati, quelli che sa sempre tutto, quello che io dicevo ad aprile 2020, dico, guardate che alla fine sarà come farsi la glicemia, ve ricordate la frase che vi dicevo? Ci faremo il test da soli, apriti cielo, Zaia, cioè l'assalto al tempio da parte di Zaia. La gente si compra i test e li fa anche da soli. È inutile essere ipocriti. C'è chi si fa il test, è positivo, si chiude in casa, magari non si autosegnala e si fa un'autosorveglianza sua e cerca di gestirsi la vicenda. Non penso però che questo pesi in maniera così importante sul nostro bilancio, perché quando tu fai 140.000, 160.000 tamponi sono sempre un'infinità. Cioè, se ne avessi un 20-30.000 ti dico, allora qualche dubbio ce l'ho. E io penso che, a parte il fatto che c'è sempre il tema della certificazione ancora, perché tu sei positivo, devi essere, una casalinga che può permettersi di stare a casa, non dire niente a nessuno. Ma se vai a lavorare ti serve la certificazione, se vai a scuola ti serve la certificazione, e ti serve il certificato medico, insomma un po' di robe. Immagino che pochi siano in questo, però il futuro sarà questo, uno si fa il test, probabilmente ci faremo i test e ci chiederanno, inizia la riunione, fatevi un test prima di iniziare la riunione, finirà così, anche se fa rabbrividire qualche scienziato. Non andremo tutti in laboratorio a farci molecolare. L'ultima domanda riguarda il suo partito, soprattutto la Trevigiana e Padovana. Cosa succede? Ma niente, le solite cosette di cui scrivono i giornali, che si dilettano a parlare di Lega. Abbiamo questi casi con la notifica di apertura di procedimenti disciplinari nel Trevigiano e nel Padovano, e quindi le persone che hanno ricevuto questa comunicazione hanno 30 giorni di tempo per rispondere, per difendersi o altro. La situazione è molto in fermento a Treviso e c'è chi, come uno dei tre, tra virgolette, sotto accusa, Pettenà, dice io non devo assolutamente rispondere perché che cos'è lesa maestà. Visto che lei è il numero uno della Lega in Veneto e non solo, che consiglio dà a queste persone, a questi suoi militanti, di rispondere, di non rispondere? Ma guarda, come finirà? Tanto non sono il numero uno, sono un umile servitore. E parlo di un amico, no? Pettenà, lo sanno tutti che è il mio grande amico, cioè, insomma, abbiamo fatto vacanze assieme, amministrazione assieme, insomma lo vedo anche di tanto in tanto. Pettenà, per dire, la storia della Lega, cioè la Lega sta a Pettenà come Pettenà sta alla Lega, quindi non è che stiamo parlando di un militante qualsiasi. Dopodiché ci sono delle regole, no? Lui stesso ha detto, ma io so che parlando così mi incapperò in qualche provvedimento disciplinare. Allora io penso che noi abbiamo bisogno di serenità. Intanto diciamo una prima roba, che non c'è stato nessun provvedimento disciplinare assunto a tutt'oggi, anche perché non compete al nazionale, cioè non compete al regionale, ma eventualmente è al federale, cioè a Milano, perché è l'organo federale. Pettenà peraltro le conosce queste robe perché lui è stato per anni provibiro, cioè gli applicava i provvedimenti disciplinari. Allora, io penso che lui abbia espresso delle considerazioni che tutti noi facciamo, no? Nel nostro intimo, più o meno pubblicamente, rispetto alla necessità di avere i congressi, rispetto alla necessità di chiudere questa fase congressuale. Considerate che abbiamo 24 mesi di Covid in mezzo. Dopodiché c'è modo e modo per esprimersi, ognuno è il suo. Magari lui è un po' più, come si può dire, è meno, come dicono in inglese, meno polite, no? Però insomma io la vedo così, la vedo che intanto il Veneto non ha fatto provvedimenti disciplinari sui veneti, non so neanche se lui ha ricevuto ancora la raccomandata, Pare di sì. Perché per dire ieri mi diceva che ancora lui non ha visto niente. Detto questo,
è un amico, ma anche per quello che rappresenta, io consiglio a tutti di fare queste 3 righe. Insomma, le ho fatte anch'io quando mi sono preso il provvedimento disciplinare, perché me lo sono beccato anch'io. Cioè, io mi sono beccato la lettera. Poi attenzione, i provvedimenti disciplinari vanno dalla pacca sulla spalla alla lettera, alla sospensione di 1 giorno, 2 giorni, 1 mese, 1 anno, cioè, fino all'espulsione, che è quella estrema, che non voglio neanche pensare che esista sta roba. Se non ha voglia di farlo, se non vuol farlo, a tutti dico fatelo, cioè quantomeno riportate in bella le cose dette in brutta. Se vi ricordate a scuola come si faceva. E poi per Petenà, ma lo dico per lui perché non ho tanto tempo per tutti, ma per Petenà, se non ce la fa lui a farlo, gliela faccio io, la bella. Sperando che tutto questo serva a ricomporre gli animi e a fare anche in modo che altri non si inseriscano in un dibattito che è legittimo, ma che si inseriscano con altre finalità. Petenà è un puro. Allora, come Bossi diceva che i muri sono i libri del popolo, Petenà lo si può dire che è stato un grande scrittore, nel senso che lui è stato ed è tuttora un grande militante di livello ed è la storia, punto. Ma da qui a trasformare tutto in una prova di forza, decisamente no. Faccia queste 3 righe, sono le fa lui che scrivo me, e dopodiché insomma sentite, abbiamo gente che non sa come sbarcare un'aria. Ecco, mi fermo qua. Mi sembra anche che possiamo dare un bel segnale di riappacificazione. Poi è stato lui il primo a dire ciao, qualche roba un po' più pesantina l'ho detta, vabbè, però insomma non è, penso che non ci sia da nessuna parte la volontà di far morti, no? Però un minimo di come si dice? Di liturgia, che è quella di scrivo, rispondo, c'è queste minime robe. Se non la scrive lui, gliela scrivo io. Mi dirà, ma ovviamente dovrò sentirlo per scriverla, no? Mi dirà cosa intendeva dire. Altro? Ci sono altri interventi? Io vi aspetto venerdì. C'è il Presidente Bonaccini, avremo un po' di roba da dirvi. E lunedì. Ma immagino parlerete anche di autonomia se arriva Bonaccini. Beh sì, uno dei temi sarà sicuramente l'autonomia, ma parliamo anche di viabilità, di spiagge, cioè abbiamo un bel po' di argomenti. Ma sull'autonomia c'era arrivato? Noi sull'autonomia stiamo andando avanti. E insomma, avete troppe notizie per domani. No, dateci questa bozza di legge quadro. Invece scrive Gazzettina, scrive Zaia, cioè, sono troppe notizie. No, la legge quadro non c'è. Chi pubblica la legge quadro non ce l'ha. Perché la legge quadro non ce l'ho neanch'io. È una mezza bugia. Nel senso, no, è una mezza bugia perché l'abbiamo osservata, ma non ce l'abbiamo. Cioè abbiamo visto gli articoli scomposti, ma non abbiamo una legge in mano. Perché noi ci siamo interessati non degli articoli di contestualizzazione, di riflessione giuridica, ma di quelli finanziari, di quelli che ci servono a noi, norma finanziaria, deleghe, eccetera. Ma quelli ci sono? Cioè la parte finanziaria con il Veneto che chiede ultragettito a noi e alle regioni del sud, quella che voi avete proposto, è scritta? È entrata nella legge quadro? No, è scritta. Attendiamo la risposta del DAG, dell'ufficio legislativo del Palazzo Chigi. Se verrà accolta saremo felici di sostenerla, se non verrà accolta faremo casino, come al solito. Signori, grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.